Capo Malfatano prende il nome dall'arabo Amal Fatah, luogo della speranza. Unico segno dell'uomo, piccoli edifici ad uso agricolo, i Furia Drojus e la strada panoramica, nata 40 anni fa e considerata dal Touring Club fra le 5 più belle d'Italia, almeno fino a ieri. In questo Furia Droju abita Ovidio, un pastore ottantenne che non ha voluto vendere il suo terreno alle spalle dell'incantevole spiaggia di Tuerredda. Ed ecco l'ecomostro da 140.000 metri cubi che sta sorgendo tutto intorno alla sua casa. Questa è la foce del rio Tuerredda, che non è stato neanche preso in considerazione nella relazione paesaggistica, come se il fiume non ci fosse, non è stato indicato. Ed è un fiume tutelato e non è stata richiesta nessuna autorizzazione paesaggistica. Sono arrivati a costruire praticamente fin dentro le fasce spondali del torrente, ecco qui lo vediamo. E perché? Perché sono stati autorizzati. Io vorrei chiedere alla soprintendenza come ha potuto ritenere che questo che vediamo, quello che abbiamo visto lì, sia compatibile con i valori protetti, con quello che abbiamo visto in spiaggia, con quello che vediamo qui intorno. Mandi giù quella roba lì, ho detto, non venite a rompere le balle qui. Perché... Il comune di Teulada è in prima fila a difesa del progetto e sembra rappresentare il sentimento di molti abitanti. Qui la base militare ha strozzato lo sviluppo per 50 anni e molti teuladini credono davvero che un investimento come questo possa avere ricadute positive. Noi siamo alla miseria a Teulada, va bene? Santo cielo, abbiamo quel poligono, porca miseria, ci hanno tolto 7.200 ettari di terreno. Questo tipo di intervento non è turismo, è edilizia, porta beneficio soltanto alle società immobiliari. Qui c'è il fiore degli immobiliari italiani, da Caltagirone al gruppo Monte dei Paschi di Siena, a Toti che è un costruttore romano, ci sono i Tofano, c'è veramente il clou quasi dell'immobiliarismo italiano. Un carico antropico eccessivo sicuramente porterà delle alterazioni irreversibili su questa lingua di terra, molto fragile perché ne vediamo già i segni di una degenerazione. Ancor più delicata la situazione sul versante di Capo Malfatano. L'ampia laguna che nasconde i resti di un porto punico romano è utilizzata ancora oggi come peschiera, ma le costruzioni rischiano di sconvolgerne per sempre l'equilibrio. Una cosa diversa sarebbe stata quella invece di costituire una rete di agriturismi, anche ristrutturando i tanti Furia Drojus, proprio per poter creare una rete economica dove i locali sono anche proprietari, sono titolari, e purtroppo invece Teulada si sta intestardendo su un progetto nato vecchio che non porterà niente di buono. Un primo stop alle costruzioni è arrivato dalla magistratura che ha imposto alcune demolizioni e il ripristino di questa stradina in comproprietà con Ovidio il Pastore. Ma i punti oscuri nella trafila autorizzativa sono ancora molti. La magistratura ha avviato anche un'indagine penale, ma anche in sede amministrativa noi speriamo di riuscire a bloccare almeno una parte di questo enorme progetto immobiliare.